punti per mettersi al sicuro, Lino molto distanti in classifica, poi anche un derby spettacolo assicurato. Amici di Sportivi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo. C'è Villauria Monreale, 21esima giornata del girone H di Serie B, 24 in campionato perché nei 26 si include la doppietta nel turno di Coppa. Palla in rete da parte del Villauria, il gol di Cassata, 1-0 per la squadra di Palermo. Della direzione arbitrale si muove ancora Cascino, fino in fondo il gol di Cascino, morbido a battere Giglio, pareggia il Monreale 1-1. Dei sostenitori del Monreale che sono venuti qui al Pala Don Bosco per il gol di Cascino. Avanza ancora la squadra di Bianco, mamma mia che gol da parte di Muro, il bomber del campionato, rimonta subito la situazione, 2-1, colpo da biliardo assoluto di Salvatore Muro. Secondo tempo di Villauria Monreale, l'anticipo della 21esima giornata della girone H di Serie B, pallone allargato per Cascino, subito il gol del 3-1 dei biancoazzurri, la doppietta di Cascino, si parte con il botto per il Monreale che va a +2. Recupero del Villauria, la Barbera in profondità con il sorpasso mancato di Cassata, c'è il tiro e il gol di Abisso, la rete del 2-3 del Villauria, quinto libero per il Villauria. Occhio a Cascino che si fa male nel voler recuperare il pallone, servizio dentro, il gol del Villauria con Bonanno, 3-3. Abisso si cerca per il Villauria il solito triangolo, ma il recupero di Muro per il gol del Monreale, il bomber Salvatore Muro si va a prendere quel che è suo, 4-3. Abisso, pallone dentro, Cassata, l'ennesima azione, in questo modo ancora una volta Bonanno che si va a prendere il gol della doppietta, 4-pari. Consiglio morbido, il pallone viene buttato nuovamente fuori, ufficiale, 4-4 tra Villauria e Monreale. Bella partita, avvincente da entrambe le parti.